Presidente Bertolin, questo è un recupero che ha visto il sostegno di privati cittadini, aziende e associazioni, perché le grotte del Cagliaron sono a tutti gli effetti un'icona per il territorio. Sì, è stata una campagna che è andata molto bene perché da subito abbiamo avuto le adesioni di grosse aziende, insomma anche importanti del nostro territorio, e quindi sicuramente già l'avvio era buono e poi pian piano anche i privati hanno aderito. Esattamente i numeri sono 169 persone fisiche, poi ci sono 12 aziende e 15 associazioni del territorio. Sì, infatti l'obiettivo era aprire per la stagione, anche perché il Parco delle Grotte è un attrattore turistico che per l'Alta Marca è molto importante e perciò non potevamo rimanere chiusi. Per noi praticamente è una doppia riapertura, nel senso che abbiamo la riapertura ufficiale di questo sito qui dopo la devastazione che aveva avuto circa 6 mesi fa, e contemporaneamente, ed è questo che ci auguravamo anche di arrivare in tempo con i lavori, per le riaperture estive che ci sarebbero state, si presumeva, come è avvenuto di fatto. Per quanto riguarda però il nostro territorio, non sono solo le grotte, diciamo che tutto il territorio, siamo tutto territorio montano, è tutto il territorio, ripeto, del paese che deve essere continuamente monitorato, perché è tutto a rischio idrogeologico, quindi abbiamo tutto, basta girarsi attorno e guardarsi un attimo la realtà com'è. Assessore, questo è un periodo di buone notizie per le aperture e riaperture tra le grotte, la mostra delle ciliegie di Masere e la Pedemontana. Che ruolo ha avuto la Regione in tutto questo? Noi abbiamo sempre spinto a livello ministeriale, in conferenza delle regioni, soprattutto per poter riaprire il prima possibile, consapevoli che non era sufficiente dare dei contributi alle imprese turistiche, non solo alle imprese turistiche ma anche a tutte le altre ferme e chiuse da lockdown, perché la verità è che la gente aveva voglia di tornare a lavorare ed è necessario tornare a lavorare per far riprendere la nostra economia. Abbiamo spinto fortemente, abbiamo organizzato i nostri territori per poter vaccinare in maniera, diciamo, forte, importante e organizzata sul territorio, e penso che tutto questo abbia contribuito a diciamo, accorciare i tempi che all'inizio purtroppo sembravano molto più lunghi. Quindi oggi possiamo dire che tra pochi giorni, dal 1° di giugno, non ci sarà più il coprifuoco, e dopodiché dal 7 in poi diciamo che avremo la possibilità, insomma, finalmente di tornare alla vita normale quando saremo praticamente area zona bianca. Ecco, quindi la riapertura, oggi c'è stato questo segnale importante di riapertura delle grotte di Cagliaron, però io desidero ringraziare innanzitutto tutti coloro che hanno lavorato anche per ripristinare questo splendido territorio.